rispetto ai 19 miliardi circa del piano originario del PNRR, così come indirizzato dal precedente governo Conte 2, nella precedente legislatura, le risorse destinate al Ministero delle Imprese sono salite complessivamente, appunto, da 19 miliardi a oltre 30 miliardi di euro. La maggior parte si è aggiunta nella prima riprogrammazione del novembre 2023, quando siamo riusciti a ottenere oltre 9 miliardi in aggiunta al nostro Ministero, indirizzati al sostegno all'innovazione tecnologica e anche energetica delle nostre imprese. Tutti i 30 miliardi e oltre che siamo riusciti a conseguire con queste riprogrammazioni saranno impiegate per le imprese affinché affrontino una duplice sfida digitale e ambientale e la competitività di cui hanno necessarie entro i tempi prestabiliti, così come abbiamo raggiunto sinora tutti i target di riforme, tutti gli obiettivi legislativi. È assolutamente necessario che ci sia una fonte energetica continuativa a basso costo nel luogo più vicino alla produzione industriale, come solo l'energia nucleare di nuova generazione, cioè di small reactor, i piccoli reattori nucleari puliti e sicuri, compatibili e trasportabili, possono assicurare, a fianco necessariamente, doverosamente, a tutte le forme di energie rinnovabili che stiamo realizzando, solare, fotovoltaico, eolico, ovviamente anche in alcune zone del paese geotermico o idroelettrico, accanto alle produzioni di energie rinnovabili, che è comunque localizzata nel nostro territorio, va necessariamente realizzata un'altra forma energetica continuativa e localizzata nel territorio affinché si possa garantire energia anche industriale a basso costo e continuativa e soprattutto nel complesso l'autonomia strategica dell'Italia e dell'Europa nella produzione energetica. Non possiamo più dipendere da altri. Transizione 5.0 che scade a dicembre? Transizione 5.0 come Industria 4.0 che sono in fase di esaurimento saranno sostituiti da un altro strumento incentivante, da un'altra misura incentivante che stiamo concordando in un dialogo continuo e assiduo col sistema delle imprese, con Confindustria e le altre associazioni, affinché sia più flessibile e adatto alle tipologie del sistema produttivo italiano e libero dai vincoli europei che ne limitano, ne condizionano l'utilizzo, escludendo proprio quelle industrie energivore come la siderurgia, la chimica, la ceramica, il vetro, la carta, che ne hanno più bisogno. Per questo la nuova misura incentivante, erede di Industria 4.0, di Transizione 5.0, sarà libera dai vincoli europei, più semplice e flessibile per l'accesso alle imprese, finanziata con risorse nazionali e quindi duratura e continuativa nel tempo, così che le imprese possono programmare con più facilità i loro investimenti in innovazione e competitività. Ministro, l'ultima volta in Polesine parlava di trivellazioni in materia di energia. È accantonata le trivellazioni in Alto Adriatico per il Polesine? Che ci sia bisogno di produrre gas anche nel nostro paese è evidente a tutti, anche ai fini di abbassare il costo energetico. Lo si farà laddove sia possibile anche dal punto di vista ambientale, ovviamente. L'esperienza del Polesine la conosciamo tutti, è un'esperienza del passato con tecnologie vecchie, comunque non è questo ovviamente l'obiettivo del governo, ci sono altre possibilità da realizzare in altre parti, sia dell'Adriatico che del Mar Ionico e comunque del nostro paese. Noi estraiamo gas anche ovviamente sulla terraferma. È chiaro a tutti che l'Italia ha bisogno di energia a basso costo, perché il vero handicap del paese oggi è l'alto costo dell'energia, è una delle motivazioni che non la produciamo nel nostro territorio nazionale. Non possiamo più importare energia dall'estero, questo vale per il nucleare come vale ovviamente anche per il gas, anche se noi siamo diventati di un fatto estremamente positivo dopo l'invasione della Russia in Ucraina, che ha
stravolto il mercato energetico del gas e anche del petrolio, noi siamo diventati l'hub del gas europeo. Grazie a noi, grazie ai nostri rigassificatori, grazie ai nostri gasdotti, grazie alle nostre strutture di trasmissione del gas, noi oggi riforniamo di gas che importiamo dall'estero altri paesi europei e quindi altre industrie europee. Oggi l'hub del gas, così come l'hub elettrico del Mediterraneo, è l'Italia, e questo ci dà forza. Grazie. Le elezioni regionali è stata trovata la quadra in Veneto. Sarà trovato ovviamente di comune intesa, come sempre abbiamo fatto. Questa è una coalizione coesa, continuativa nel tempo, che ha una stessa comunità di intenti e gli elettori lo hanno capito e lo hanno premiato. Pensiamo al risultato di gran lunga superiore ad ogni aspettativa delle Marche e guardiamo con attenzione e fiducia il risultato della Calabria, in cui gli elettori voteranno in queste ore, e credo che sia importante che il centrodestra manifesti la stessa unità di intenti qui nel Veneto, che è la regione guida. Per quanto ci riguarda, Fratelli d'Italia ha ottenuto il Veneto il risultato più alto in tutta Italia. Per quanto ci riguarda, Fratelli d'Italia ha ottenuto il Veneto e per più volte la leadership che ci hanno conferito gli elettori, oltre il 31% alle politiche, quasi il 38% alle europee. Noi siamo di fatto, a prescindere da chi avrà poi la guida della regione, a prescindere di chi sarà il governatore, noi siamo già di fatto il partito guida del Veneto, ed è per questo che Giorgia Meloni già nel primo governo ha conferito al Veneto una rappresentanza di governo particolarmente elevata, con il sottoscritto, il ministro delle imprese e del Made in Italy, che credo che sia la frontiera principale per il Veneto, col ministro Nordio, il ministro della giustizia, che sta riformando la giustizia italiana, col ministro Casellati per quanto riguarda le riforme, con altri sottosegretari importanti e significativi alla cultura, al Ministero delle Imprese, con presidenze di commissioni così importanti. Le avevo detto la scorsa alle precedenti elezioni politiche, avevo detto che se il Veneto avesse dato questo consenso a Fratelli d'Italia, quindi a Giorgia Meloni, il Veneto avrebbe preso di fatto la guida di importanti ministeri del governo, ed è accaduto, ed è anche per questo che il governo sta realizzando gli obiettivi importanti e significativi sul piano dei conti pubblici, mentre altri governi in Europa in queste condizioni così difficili vengono bocciati dalle agenzie di rating. Le agenzie di rating promuovono l'Italia, non era mai accaduto in maniera così significativa. Investitori stranieri premiano il nostro paese, non era mai accaduto in maniera così significativa. La borsa cresce più di qualunque borsa in Europa, i nostri prodotti riescono a resistere meglio di chiunque altro alla grave competizione internazionale, cioè i conflitti bellici e i conflitti commerciali che stanno destrutturando il nostro panorama globale. L'occupazione aumenta in questo paese, oltre 1 milione di nuovi occupati in questi anni. L'Italia è vista oggi non come la Cenerentola d'Europa, è vista oggi come un esempio, un modello di buon governo, sia per quanto riguarda i conti pubblici, sia per quanto riguarda l'economia produttiva e l'occupazione, un esempio e un modello in una condizione europea così difficile. Ed è per questo che l'Italia è oggi il paese, se volete, che sta indirizzando l'Europa nel campo delle riforme dei regolamenti europei. Il recente accordo che abbiamo sottoscritto con il Ministero dell'Industria tedesca e che è stato poi consacrato nell'incontro tra Merz e Giorgia Meloni lo dimostra. Siamo a un punto di svolta grazie al fatto che l'Italia prima di altri ha capito come dovesse agire per riformare le regole europee, per rimuovere le follie del Green Deal, per rendere sostenibile gli investimenti delle imprese e la competitività di questo territorio, e finalmente possiamo dire che anche in Europa siamo a un punto di svolta. Io mi aspetto che nelle prossime settimane la Commissione finalmente ascolti l'accorato appello delle associazioni di impresa europee che sulla linea, sulle posizioni che ha indicato da tempo il governo italiano, chiede una revisione sostanziale delle regole del Green Deal, sia per quanto riguarda il settore delle auto, che sta collassando in Europa. Basta leggere gli annunci che ogni giorno si susseguono di aziende tedesche piuttosto che di altre nazionalità che annunciano la chiusura di stabilimenti e il licenziamento di decine di migliaia di
di operai, sia nei settori primari come la siderurgia, la chimica, per cui noi vogliamo, esigiamo e siamo in condizioni di raggiungere a breve la revisione del CBAM, che è così importante per salvaguardare le industrie energivore europee nella loro transizione ambientale, che sosteniamo. Noi siamo convinti che l'Europa debba fare, sulle indicazioni italiane e dell'ex premier Mario Draghi, che da tempo lo ha chiesto nel suo report alla Commissione, debba fare una revisione sostanziale del percorso del Green Deal affinché la sostenibilità ambientale sia coniugata davvero con la sostenibilità economica e industriale del nostro continente. Finalmente l'Italia è ascoltata in Europa grazie alla leadership di Giorgia Meloni e anche grazie al fatto che noi i compiti a casa li abbiamo fatti, a differenza di altri. Abbiamo mantenuto, rafforzato la stabilità dei conti pubblici e abbiamo mantenuto e rafforzato la sostenibilità sociale con l'aumento dell'occupazione, l'aumento, ancorché molto si debba ancora fare, delle retribuzioni dei nostri lavoratori, l'aumento, ancorché molto si debba ancora fare, del potere d'acquisto delle nostre famiglie. Dal 2023 in poi, in questi anni, sia le retribuzioni dei lavoratori, sia il potere d'acquisto delle famiglie hanno recuperato rispetto a quanto purtroppo era accaduto nei 10 anni precedenti. La svolta in Italia è stata impressa dal governo Meloni, seguendo in qualche misura il modello del Veneto. La svolta è stata impressa, ora dobbiamo cambiare l'Europa e siamo in condizioni finalmente di farlo. Grazie Ministro.